Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Nel tardo pomeriggio di oggi nel Tribunale di Paola la sentenza di primo grado dell'inchiesta Frontiera contro le cosche del Tirreno Cosentino. Assolti dall'accusa di associazione mafiosa il boss Franco Muto e l'imprenditore Barbieri. Il PM aveva chiesto per 40 imputati complessivi 400 anni di carcere. Le mani delle cosche sull'aeroporto di Malpensa, i legami con la politica e gli affari dei clan legati a Cirò. Operazione dei carabinieri della compagnia di Rende che hanno arrestato 4 persone dedite al cosiddetto cavallo di ritorno, decisiva la collaborazione di una vittima. Un pastore di 55 anni pluripregiudicato ha violentato il figlio quindicenne. Dopo la denuncia del giovane, i carabinieri di Corigliano Rossano lo hanno rintracciato e arrestato in una zona impervia di montagna. Nel Reggino c'è un record non invidiabile, infatti la provincia con il maggior numero di comuni sciolti per mafia, ben 66. Ancora una volta il comune di Vibo si trova in gravi situazioni economiche, si corre il rischio di un nuovo dissesto. Nicola Leone vince il ballottaggio con Raffaele Perrelli ed è il nuovo rettore dell'Università della Calabria, si insedierà nel mese di novembre. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. L'apertura è dedicata alla sentenza avvenuta proprio nel tardo pomeriggio di oggi nel Tribunale di Paola, la sentenza di primo grado dell'inchiesta denominata appunto Frontiera contro le cosche del Tirreno Cosentino. Sono stati assolti dall'accusa di associazione mafiosa il boss Franco Muto e l'imprenditore Romano Barbieri. Il PM aveva chiesto per i 40 imputati complessivi 400 anni di carcere. Sono 18:40 circa quando il collegio giudicante del Tribunale di Paola, presieduto dal giudice Alfredo Cosenza, legge in aula la sentenza di primo grado del processo Frontiera contro le cosche del Tirreno Cosentino. Assolti dall'accusa di associazione mafiosa il boss Franco Muto e l'imprenditore Barbieri. Il PM aveva chiesto in tutto per i 40 imputati 400 anni di carcere. Le sentenze non devono soddisfare, c'è una buona corrispondenza rispetto a quella che è stata la richiesta. È chiaro che il dato desta attenzione è l'assoluzione di Franco Muto dal reato di quell'articolo 416 bis e la sua condanna per il reato di elusione della confisca. Cioè si è ritenuto da parte dei giudici che Franco Muto si sia limitato a eludere il provvedimento di confisca e questa è una decisione che ovviamente non è quella che ci attendavamo, non è conforme alla richiesta della pubblica accusa. Verificheremo il percorso motivazionale al fine di valutare l'ipotesi di fare appello. A Muto ridotta la pena rispetto a quanto richiesto dai magistrati. L'imprenditore Romano Barbieri invece è stato assolto. Dichiara appunto Francesco colpevole del reato da scritto a capo 58 della rubrica. Per l'effetto riconosciuta l'aggravante dell'articolo 416 bis 1 codice penale della contestata recidiva, condanna la pena di 7 mesi 10 di reclusione. Sopra Barbieri Giorgio Ottavio, dal reato per scritto a capo 69 della rubrica per non aver commesso il fatto. La soluzione di Barbieri fa il paio con quella di Franco Muto, in quanto c'è stata un ritenere evidentemente come non ipotesi di finanziamento, le commesse di denaro che sono state erogate da Barbieri sicuramente a Franco Muto o comunque a persone vicine a Franco Muto. Oltre 300.000 euro invece le somme da versare agli enti che si erano presentati come parti civili, fra cui la Regione Calabria, la provincia di Cosenza, il comune di Cetraro, quello di Scalea e Praia a Mare. Ancora la cronaca con le mani delle cosche sull'aeroporto di Malpensa in Lombardia, i legami con la politica e gli affari dei clan legati a Cirò Marina. Tutti messi insieme fa
Emanuele si comanda l'Onate, Mario comanda San Antonino, e Cidonio comanda Ferro, no? Queste alcune delle conversazioni captate dagli inquirenti nel corso dell'operazione che oggi ha portato all'esecuzione di 34 misure cautelari. L'inchiesta coordinata alla DDA di Milano ha svelato i collegamenti delle cosche di 'ndrangheta con la politica e le mire delle Endrine sulle attività intorno allo scalo di Malpensa, in particolare parcheggi e negozi. L'indagine avrebbe accertato anche il legame tra l'ex sindaco di Lonate Pozzolo, Danilo Rivolta di Forza Italia, già arrestato nel 2017 per tangenti, e alcuni esponenti della locale di 'ndrangheta. L'elezione di Rivolta sarebbe stata appoggiata da influenti famiglie calabresi che lo avrebbero aiutato in cambio di un assessorato alla nipote del boss Alfonso Murano, ucciso il 28 febbraio del 2006 a Ferno, nel Varesotto. Tra gli arrestati c'è un consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Ferno, Enzo Misiano, accusato di essere il trade union tra l'ambiente politico locale e alcuni esponenti di spicco della cosca, un perito che lavorava per la procura di Busto Arsizio che avrebbe fatto da talpa su alcune indagini, e il cirotano Giuseppe Spagnuolo, esponente di spicco dei Farao Marincola, che andava in Lombardia per i summit di 'ndrangheta. A far partire le indagini la denuncia di un imprenditore onesto che non si è piegato ai diktat dei clan. L'uomo, che avrebbe voluto acquisire un terreno per costruirvi un parcheggio, ha subito infinite pressioni dalle cosche, anche indirettamente tramite un consulente del lavoro, ora ai domiciliari. La presenza di un imprenditore che denuncia ci dà speranza. È la prima volta in Lombardia, ha sottolineato Alessandra Dolci della DDA di Milano, anche se, ha sottolineato, negli ultimi 10 anni, nonostante le indagini e gli arresti, nulla è cambiato. Le cosche sono ancora padrone del territorio. Infiltrazione nel settore economico, il business è quello dei parcheggi intorno all'aeroporto di Malpensa, ricorso se necessario ad atti di violenza nei confronti di cose e persone, abbiamo anche una serie di brutali aggressioni, disponibilità di armi. Vi verrà detto che abbiamo recuperato armi ad alto potenziale offensivo, in particolare 7 candelotti di dinamite, assolutamente identici a quelli che furono sequestrati più o meno 14-15 anni fa nei confronti di persona contigua agli esponenti della locale di Lonate Pozzolo. Il blitz è scattato nella notte in diverse province italiane, tra queste anche Cosenza e Crotone. La locale fa riferimento comunque alla cosca Farao Marincola di Cirò Marina. Crimisa, il nome dell'operazione, è l'antico nome di una città della Magna Grecia del VII secolo a.C. che corrisponde oggi al territorio di Cirò Marina. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche beni per un valore complessivo di 2 milioni di euro. Grimisa è il nome che è un'operazione che già conoscevamo, perché la DDA di Catanzaro titolò così un altro blitz contro le cosche del Cirotano. Conferma questo dato investigativo emerso a Milano che i cirotani non solo hanno interessi in Germania, così era già sembrato evidente l'anno scorso, ma hanno interessi concreti anche in Lombardia, e il coinvolgimento di Giuseppe Spagnuolo, detto negli ambienti un bandito, che è un elemento di spicco della cosca di Cirò, insomma, conferma quanto questo gruppo delinquenziale, che è rimasto per lungo tempo padrone di una certa area della Calabria, l'area famosa per i vini, un'area amena, bellissima, dedicata anche particolarmente evocata al turismo. Ecco, questa mafia che si è sviluppata in quella zona della Calabria ha poi allargato i suoi interessi al nord del nostro paese, come in larga parte del vecchio continente, cioè, dicevo, la Germania, dove era strutturata quanto le cosche dell'area ionica del Regino. Quindi un'operazione che fa impressione se considerate che Malpensa, quello di Malpensa, è uno scalo aeroportuale, diciamo, internazionale, uno degli scali aeroportuali più importanti del nostro paese. Voi capite che anche la gestione dei parcheggi intorno a uno degli aeroporti più importanti d'Italia, insomma, sia oggetto d'attenzione da parte delle cosche calabresi. Questo testimonia un'infiltrazione in Lombardia pazzesca, ove si consideri pure che è finito sotto inchiesta nel 2010 addirittura un assessore regionale
lombardo, Domenico Zambetti, che poi è stato condannato con sentenza definitiva a 8 anni di reclusione proprio perché aveva dato 200.000 euro ad esponenti delle cosche per avere in cambio dei voti. Da questa operazione emerge anche l'interessamento delle cosche ancora una volta per elezioni magari meno importanti rispetto a quelle regionali. Si tratta di elezioni comunali, ma comunque pur sempre di competizioni elettorali stiamo parlando, quindi una mafia molto moderna, molto scaltra, che non lascia stare nulla, dal lavoro che riguarda il movimento terra, i subappalti, i grandi appalti, le estorsioni, l'usura e anche la gestione di aree di parcheggio come quella appunto di Malpensa. Ancora un'operazione dei carabinieri, questa volta della compagnia di Rende, che hanno arrestato 4 persone dedite al cosiddetto cavallo di ritorno, decisiva la collaborazione di alcune vittime. Questa è una delle immagini emblematiche riprese durante le indagini che hanno portato nel novembre 2018 a emettere misure cautelari all'indirizzo di 18 persone con l'operazione Scacco al cavallo. Una donna, che aveva subito il furto dell'auto, piangeva al cospetto degli autori del reato, che le stavano chiedendo una somma superiore alla propria pensione per ottenere la restituzione del mezzo. Uno dei tanti ricatti posti in essere con il collaudato sistema del cavallo di ritorno. Quell'operazione aveva lasciato in sospeso alcune posizioni che in questi mesi sono state verificate e cristallizzate nei 4 arresti eseguiti oggi. Le persone che abbiamo arrestato invece oggi facevano sempre parte di quel gruppo criminale, ma all'epoca della prima indagine gli elementi che avevamo su di loro non erano così forti da consentirci di arrestarli. Nel frattempo cosa è successo? Nel frattempo purtroppo tra un'attività e l'altra che il fenomeno è continuato, quindi le persone che abbiamo arrestato oggi, forti comunque di non essere stati sottoposti a misura all'epoca, hanno continuato a delinquere. Il modus operandi era sempre lo stesso, quindi asportavano la macchina, in particolar modo o nella zona del centro commerciale, del Metropolis o l'area dell'università o comunque le zone trafficate di Cosenza, del centro di Cosenza, dopo aver asportato la macchina, utilizzando i documenti di guida che trovavano all'interno dell'abitacolo, contattavano telefonicamente le vittime. Solito appuntamento in via degli Stadi, vera e propria base logistica del gruppo criminale, e da lì davano appuntamento alle vittime, contrattavano l'importo da pagare a seconda ovviamente della tipologia di macchina e da lì, una volta aver ricevuto l'importo, indicavano alla vittima il luogo dove andare a ritirare la macchina. Il cavallo di ritorno è una tecnica molto diffusa. Gli autori, tanti e sempre più specializzati, ne mettono a segno un numero spropositato. Tutto fila liscio perché le vittime, pur di rientrare in possesso dell'auto, pagano senza fiatare. Non sempre, per fortuna, è così. Altre persone che non hanno pagato, fortunatamente però hanno denunciato il furto patito, hanno collaborato ovviamente con noi e sono stati utilissimi, ci sono dei dettagli veramente fondamentali per essere riusciti a raggiungere il risultato odierno e quello di novembre. La collaborazione è fondamentale, anche perché non sottovalutiamo l'aspetto penale di chi non collabora, che purtroppo incorre anche nel reato di favoreggiamento personale. Quindi oltre ad avere il danno materiale di essergli stata asportata la macchina, si ritroverà poi a dover affrontare anche un procedimento penale appunto con l'accusa di favoreggiamento personale. Sono 30 anni la pena inflitta dal GUP di Vibo Valentia nel processo in abbreviato a Giuseppe Olivieri, reo confesso dell'omicidio di Francesco Timpano avvenuto sulla spiaggia di Nicotera Marina il 12 agosto del 2018. Olivieri ha evitato l'ergastolo che era stato chiesto dal PM Ciro Luca Lotoro e dalle parti civili nelle persone dei familiari della vittima del delitto, talmente eclatante per le modalità con le quali era stato compiuto. Adesso una storia triste di un pastore di 55 anni pluripregiudicato che avrebbe violentato il figlio quindicenne. Dopo la denuncia del giovane, i carabinieri di Corigliano Rossano lo hanno rintracciato e arrestato in una zona impervia di montagna. Per 5 giorni è rimasto nascosto tra i boschi per sfuggire all'arresto. Ha cercato di far perdere le sue tracce dopo aver abusato del figlio quindicenne. Una storia terribile che arriva da Corigliano Rossano. Il giovane ha avuto la forza e il coraggio di denunciare quel padre padrone, un pastore 55enne, pluripregiudicato, che l'avrebbe minacciato, picchiato e costretto a subire abusi. Gli accertamenti medici hanno confermato le violenze sessuali subite dal quindicenne, così i carabinieri hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura
di Castrovillari guidata da Eugenio Facciolla. Le ricerche sono andate avanti per giorni. L'uomo si era nascosto in una casa rurale situata in cima ad un percorso collinare impervio e difficoltoso, una zona isolata, difficilmente accessibile. I militari, con l'ausilio dello squadrone riportato cacciatori, hanno perlustrato quella zona impervia, si sono nascosti tra la vegetazione che circonda il terreno agricolo del pastore. Sono riusciti così ad individuarlo e a manettarlo. Adesso l'uomo dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata sul figlio di 15 anni. Quando a violentare un minore è una persona, il raccapriccio è grande. Quando a violentare un figlio è un padre, il sentimento di sconcerto, di raccapriccio, di esecrazione è amplificato. È qualcosa di inconcepibile e noi come comunità adulta abbiamo delle responsabilità, quelle di vigilare sui nostri ragazzi, quelli di non tralasciare eventuali segnali di disagio che possono arrivare dalle famiglie dei vicini, ma anche intrafamiliari, perché nonostante si sia nel 2019 d.C. c'è ancora molta reticenza e molta omertà a denunciare questo tipo di violenza quando sono intrafamiliari, e poi l'aspetto intrafamiliare è quello che coinvolge di più, è quello quantitativamente più corposo. Dal punto di vista dell'autodifesa dei ragazzi io penso che la scuola abbia delle responsabilità importanti, perché non ha ancora adottato l'educazione sessuale, che è l'unica arma nelle generazioni in divenire a poter fare in modo che questi ragazzi si autoproteggano. Adesso c'è solo da sperare che la giustizia a quest'uomo sia riconosciuta responsabile, ma si parla anche di accertamenti sanitari che confermerebbero la versione del ragazzo, commini il massimo della pena senza attenuanti, perché questo è un crimine contro la umanità debole e indifesa e le attenuanti sarebbero veramente fuori luogo. E queste erano le parole del garante dell'infanzia della regione Calabria Marziale. Invece sono 66 i comuni sciolti per mafia in provincia di Reggio Calabria, un triste primato italiano. I dati sono stati resi noti questa mattina da Avviso Pubblico a Roma e restituiscono un quadro allarmante nella nostra regione. I tentacoli dell''ndrangheta nelle amministrazioni locali, i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. I dati resi noti oggi da Avviso Pubblico, reti, enti locali e regioni contro le mafie restituiscono un quadro allarmante in Calabria, dove sono tanti i municipi interessati anche più volte dal provvedimento emesso dal Consiglio dei Ministri. Nella nostra regione, ecco le amministrazioni locali la cui legislatura è stata interrotta ripetutamente per collusioni con l'antistato. Briatico nel 2003, 2012 e 2018, Gioia Tauro nel 1993, 2008 e 2017, Lamezia Terme 1991, 2002 e 2017, quest'ultimo poi annullato, Melito Portosalvo 1991, 1996, 2013, Nicotera 2005, 2010, 2016, Platì 2006, 2012, 2018, San Ferdinando 1992, 2009, 2014, infine Taurianova 1991, 2009, 2013. In Italia dal 1991 ad oggi sono circa 200 i comuni sciolti per mafia. Il primato spetta alla provincia di Reggio Calabria con 66 scioglimenti, seguono Napoli con 59, Caserta 36 e Palermo 33. Andiamo a Vibo perché c'è un rischio di un secondo dissesto finanziario per il comune, la preoccupazione della nuova giunta municipale guidata da Maria Limardo. È una vera e propria corsa contro il tempo quella che sta affrontando l'amministrazione comunale di Vibo Valentia per evitare la dichiarazione del secondo dissesto finanziario. I tempi sono strettissimi, 34 giorni appena. Il piano di riequilibrio finanziario utile per evitare il default dovrà essere necessariamente approvato dal Consiglio comunale entro il 7 agosto. Se il testo non dovesse essere portato in aula per quella data e non ottenere il parere favorevole del civico consesso, 20 giorni dopo il prefetto di Vibo Valentia sarà costretto a dichiarare il comune in stato di default
Nord per la seconda volta. Per la città sarebbe un disastro, non potendo riuscire a fare fronte ai servizi minimi essenziali che eroga quotidianamente a favore dei cittadini: acqua, raccolta rifiuti, gestione delle scuole materne, elementari e medie, ma potrebbero essere a rischio anche gli stessi stipendi dei dipendenti comunali. Il commissario straordinario Giuseppe Guetta, che ha gestito il comune fino alle elezioni del 26 maggio scorso, prima di lasciare aveva già predisposto il ricorso alla procedura di riequilibrio, ma serve il piano, altrimenti il dissesto è automatico. Gli uffici finanziari comunali sono al lavoro insieme all'assessore al bilancio Maria Nardo. Noi abbiamo un ente che ha un dissesto in corso e che ha dichiarato di avere delle altre passività non indifferenti da ripianare. Ci sono, seppur non nell'immediato, tutte le carte per poter ridare stabilità a quest'ente. È un lavoro da fare velocissimamente perché i tempi stringono. Sì, abbiamo pochissimo tempo. Si stanno studiando le misure finanziarie da inserire nel testo di riequilibrio al fine di incrementare le entrate e ridurre contestualmente le spese. Si va dalla lotta all'evasione fiscale alla vendita del patrimonio immobiliare dell'ente, dai maggiori introiti dovuti alle soste tariffate all'aumento dei contratti di locazione dei beni comunali, dalla riduzione della spesa corrente alle minori uscite per il personale e via elencando altre misure. Una lotta contro il tempo affinché il Consiglio Comunale possa licenziare il piano di riequilibrio che comunque, è bene ricordare, dovrà successivamente ottenere anche il parere favorevole della Corte dei Conti. Ed è Nicola Leone che vince il ballottaggio con Raffaele Perrelli, lui il nuovo rettore dell'Università della Calabria, e si insedierà nel mese di novembre. Troviamo il professor Nicola Leone nel suo ufficio, al quarto piano del Dipartimento di Matematica. Lo chiamiamo rettore, ma lui, prima di raccontarci le emozioni vissute ieri sera nell'aula magna, ci corregge. Mi consente ancora professore Leone, dal 1 novembre lo saremo. Le sensazioni sono meravigliose, è un risultato che va al di là delle più rosee aspettative, un consenso largo che ci dà tanta fiducia e ci copre di responsabilità, ovviamente. Il secondo turno è stato fatale allo sfidante Raffaele Perrelli, che ha visto il divario con il professore di informatica allargarsi nel primo scrutinio, quello riservato ai voti dei docenti. Voti pesanti che hanno creato una spaccatura impossibile da colmare con le preferenze del personale tecnico, amministrativo e degli studenti. Leone ha ricevuto migliaia di messaggi di auguri, anche oggi parla di coesione, di cambio di passo. È quanto mai necessario e indispensabile che l'università ritrovi coesione. Da parte nostra ci sarà massima disponibilità, grande apertura nell'accogliere il contributo di chiunque voglia lavorare per lo sviluppo dell'Unical. Dobbiamo partire da ciò che di buono c'è e andare oltre. Bisogna, a mio avviso, anzitutto rivedere l'offerta formativa, renderla più a passo con i tempi, anche per essere più attrattivi, perché negli ultimi anni c'è stata una diminuzione delle iscrizioni anche dovuta alla diminuzione delle nascite. Su questo fronte io penso che un aspetto importante sia quello della internazionalizzazione, quindi penso che l'università debba proiettarsi verso una dimensione più internazionale. Penso per esempio nelle aree dove questo è ammissibile prevedere anche lauree magistrali erogate in lingua inglese. Abbiamo fatto alcuni esperimenti in alcuni dipartimenti dell'Ateneo ottenendo degli ottimi risultati in termini di attrattività di studenti stranieri. La battaglia dell'Unical per contare di più nel panorama nazionale continuerà da novembre con una nuova guida, la prima calabrese nella storia dell'Ateneo, e probabilmente sarà ancora più difficile. Sono tante le condizioni strutturali che ci penalizzano e devo dire che le misure governative, soprattutto nell'ultimo periodo, mostrano, diciamo, un forte storno di risorse dal sud verso il nord. Una rivoluzione sulle spiagge nella nostra regione. Da oggi sarà in vigore l'ordinanza regionale che prevede le sentinelle in spiaggia e i lidi diventare impresa.
Sono circa 2000 i lidi in Calabria da oggi per i gestori, ma anche per i bagnanti. Si cambia l'ordinanza della Regione, già in vigore, prevede una vera e propria rivoluzione nel rispetto del lavoro e dell'ambiente. Vogliamo valorizzare gli 800 km di costa, abbiamo individuato nelle imprese balneari che si trasformano da concessionari in imprese gli interlocutori principali per raccontare la qualità della spiaggia calabrese. Quindi questi lidi si trasformeranno in imprese e forniranno dei servizi aggiuntivi che saranno di qualità e in più la prossima settimana emanderemo un provvedimento per la plastica free sostanzialmente, quindi le imprese dei balneari si faranno carico anche di questa piccola attività che diventa fondamentale per tenere le spiagge libere e poi metteremo delle sentinelle sui territori liberi, cioè sulle spiagge libere non in concessione. L'idea è creare un vero e proprio brand. Sulle spiagge si comincia a raccontare che cos'è la Calabria, quindi cosa sono i borghi, vengono rappresentati i loro prodotti in alcuni momenti della stagione. Ci saranno guide turistiche che accompagneranno i turisti che frequentano le spiagge all'entroterra. C'è un sistema integrato, mare e monti si diceva un tempo, noi diciamo borghi, qualità della vita sostanzialmente, che vorremmo creare un brand sulla qualità della vita che racconta che cos'è esattamente la Calabria partendo dalle spiagge. Le sentinelle delle spiagge saranno formate, assicura l'assessore Rozzi. L'innovazione dell'estate 2019 per il turismo balneare porterà dei risultati, lo vedremo a settembre. E ancora per una notizia di cronaca di 4 feriti, una donna, un uomo e 2 bambini che hanno riportato solo contusioni e lievi escoriazioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 106 Ionica in località Difesa a Cropani Marina. A scontrarsi per cause che sono in corso di accertamento 3 vetture, la donna che viaggiava con i bambini è rimasta ferita ed è stata trasferita in elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro. I 2 piccoli e l'altro conducente di un'altra delle auto coinvolte sono stati soccorsi per essere trasportati in ospedale a bordo di un'ambulanza del SUEM 118. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e i carabinieri che hanno fatto i rilievi, ripercussioni per il traffico ovviamente sul tratto di arteria interessato. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Giocattoli e profumi con marchi contraffatti, circa 3.500 articoli sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza alla Mezzia Terme, denunciato il titolare di un esercizio commerciale per i reati di contraffazione e ricettazione. I finanzieri hanno scoperto gli illeciti nel corso di un controllo. Incidente questa mattina sulla 2 del Mediterraneo nel Vibonese. 2 coniugi a bordo di una moto sono rimasti gravemente feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto. Sul posto l'ambulanza del 118 di Soriano Calabro e l'elisoccorso. Reati contro l'ambiente, la Calabria è al secondo posto, quanto emerso nel corso della presentazione del rapporto Ecomafia 2019, le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia, realizzato da Legambiente e illustrato proprio stamattina a Roma. A guidare la poco onorevole classifica la Campania. Con l'accusa di furto aggravato è finito nei guai a Corigliano Rossano un 47enne. L'uomo ha prima rubato degli agrumi, poi è scappato su un'auto. I carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei cittadini che hanno arrestato il 47enne già noto alle forze dell'ordine. Saccheggiato il ripetitore della Vodafone alla Mezzia Terme, il valore stimato della refurtiva ritrovata nel campo rom di Scordovillo è di circa 10.000 euro. Adesso ritorna per il 17° anno consecutivo il Festival della Fotografia a Corigliano Rossano e quest'anno si celebra anche la nascita della città unica.
La nuova città Corigliano Rossano in questi giorni è diventata set fotografico d'eccellenza per uno dei festival della fotografia più longevi d'Italia, giunto quest'anno alla 17ª edizione grazie all'impegno e alla determinazione dell'Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia. L'evento Corigliano Calabro Fotografia, che si fregia di tante presenze e tanti nomi importanti del panorama internazionale, quest'anno ha voluto rendere omaggio alla nuova realtà del territorio, ovvero la città unica. Abbiamo dato questo tema Corigliano Rossano, abbiamo invitato uno dei grandi autori della fotografia internazionale, Olivo Barbieri, e quindi ha documentato, ha fatto una lettura del territorio, naturalmente trattando questa nuova realtà. Il festival, dedicato quest'anno ad Antonio Schiavelli, prematuramente scomparso, vanta presenze eccellenti come Maurizio Faraboni, Flavio Bandiera, Elena Givone e tanti altri. Tra le tante novità ci sarà anche una graditissima sorpresa e un tuffo nel passato non molto lontano. Abbiamo una chicca, un autore americano, Frank Gruber. Lui ha vissuto nel 70 in Calabria per un breve periodo perché il padre aveva un lavoro qui da queste parti, nell'Alto Ionio, e quindi ci presenta una mostra realizzata in quegli anni, gli scatti realizzati in quegli anni. What happened was I rediscovered the photographs, the negatives about 4 or 5. Ha riscoperto i negativi, quindi delle sue foto in pellicola, 4-5 anni fa, e ha una sorella che vive in Umbria. I digitized my negatives and I showed them to my sister. Quindi ha pensato di digitalizzare queste pellicole e proprio perché voleva promuovere questo progetto, e sua sorella ha detto conosco qualcuno in Calabria che potrebbe essere interessato. Her friend is involved in cultural affairs for the region. C'era anche un'amica di sua sorella che lavora per la regione e gli ha parlato di questo festival e quindi in questo modo poi ci siamo conosciuti. Intanto nel Palazzo Ducale di Corigliano, mentre tanti giovani fotografi provenienti da tutta Europa stanno partecipando ad interessanti workshop, fervono i preparativi per l'inaugurazione delle mostre, prevista per sabato 6 luglio. Adesso vediamo le previsioni del tempo. L'azione dell'anticiclone africano ha fatto registrare picchi di caldo nella giornata di ieri con valori tra 38 e 39 gradi nella valle del Crati. Per oggi deboli infiltrazioni di correnti più miti di origine atlantica innescheranno un po' di instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi principali. Seguirà una temporanea lieve diminuzione delle temperature attesa per la giornata di venerdì, che in ogni caso farà segnare valori ancora di qualche grado sopra le medie del periodo. Domani cielo sereno al mattino, nel corso delle ore centrali modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi di Pollino e Sila, specie sui settori orientali, con possibilità di locali brevi rovesci. Temperatura in lieve diminuzione. Domani avremo Tirreno settentrionale, Golfo di Corigliano, Ionio Catanzarese e Reggino calmo, Tirreno centro-meridionale, Ionio Crotonese quasi calmo o poco mosso. Venti deboli a regime di brezza ovunque. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.